Bentornate e bentornati nello studio podcast di Sardegna Gol, anche oggi in compagnia di Michele De Montis. Ciao Michele. Ciao a tutti. E soprattutto dei nostri ospiti Maria Laura Orru e Marco Meloni dell'Alleanza Verdi Sinistra. Ciao a tutti. Benvenuti. Ciao, grazie. Allora, parliamo di elezioni regionali. Marco e Maria Laura, tu ti stai approcciando al secondo mandato e per te è la prima esperienza in questa campagna regionale. In caso di vittoria, quali competenze, quali qualità vi sentite di poter essere in grado di portare in dote al Consiglio regionale? Inizio io. Intanto buongiorno a tutte e a tutti. Io credo che l'esperienza maturata ovviamente in questi 5 anni all'opposizione di questo governo regionale possa essere messa in campo per una maggioranza invece, quindi mi auguro che la candidata presidente Alessandra Todde possa essere la vincitrice e noi ovviamente di essere eletti in Consiglio regionale e portare il nostro apporto. È chiaro che l'esperienza è un dato importante, io credo anche però che sia necessario continuare con l'energia, la passione, lo spirito che ci guida sempre, ci guida a fare politica, che è quello di mettersi a servizio delle persone e della comunità, quello che cerchiamo di fare sempre, soprattutto perché i cittadini hanno bisogno di avere un avvicinamento, qualcuno che gli possa ascoltare. Infatti credo soprattutto che una nuova legislatura di centrosinistra o comunque del campo largo debba dare voce importante a tutte le persone che possono essere un contributo pieno e ricco e vivo, un'energia forte che stanno sui territori e che devono assolutamente essere costantemente in contatto con la politica regionale. Per te Marco, cosa pensi di poter dare come valore aggiunto in caso di elezione a questa 17ª legislatura? Allora, io sono attualmente un ricercatore, lavoro tra Inghilterra e Spagna, mi occupo di partecipazione, quindi sicuramente un apporto metodologico in come devono essere prese le decisioni che devono coinvolgere necessariamente le comunità che le riguardano, ed è una cosa che in Sardegna avviene molto poco, siamo molto indietro a livello europeo, in Europa in una crisi di partecipazione abbastanza evidente, noi siamo capofila in negativo, quindi sicuramente questo è l'apporto primario, però insomma il mio percorso politico parte da lontano, parte dalla rappresentanza studentesca, in questi anni tra qui e fuori ho sempre cercato di comunque trasformare le varie idee in proposte e progetti, però insomma oggi ho capito che serve un impegno diretto e quindi da qui un po' la motivazione ma anche l'apporto che voglio dare in termini di competenze, impegno e energia. Marco, a questo riguardo, tu sei espressione di una sinistra che pone un forte accento sul cambiamento sociale, una sinistra che ha avuto importanti testimonianze anche a livello internazionale, penso a Corbyn, penso a Sanders, se vogliamo anche a Pedro Sánchez, insomma non mancano gli esempi. Da un punto di vista prettamente programmatico, in che modo le istanze che tu rappresenti disegnano una Sardegna ricca, prospera e benestante nel immediato futuro, una Sardegna effettivamente improntata al progresso? Allora, serve una nuova sinistra, che sembra una di quelle slogan abusatissimi, però è la realtà. Facendo tesoro di quel percorso che ha accompagnato una sinistra di riscoperta dei diritti, una sinistra dei diritti del lavoro e altri tipi di esperienze, ma oggi non è più sufficiente. Oggi serve una sinistra che dialoga con il mondo attuale, una sinistra che si occupa di diritti che non sono più nuovi, sono diritti da decenni, ma di cui la politica non se ne è occupata, quindi risultano nuovi in politica. Una sinistra ambientalista che cerca di mettere insieme quelle che sono le istanze dell'ambiente con quelle che sono le istanze di giustizia sociale. Non esiste una sostenibilità che non considera le persone e che non considera le esigenze delle persone, quindi dare strumenti alle persone perché possiamo vivere in territori sostenibili significa anche occuparci di giustizia sociale, e questa nuova sinistra, insomma poi nuovo bisogna vedere, però una sinistra sicuramente diversa deve partire da là, e deve partire anche necessariamente dall'identità, dall'autonomia. Quello che muove in questo momento i popoli è anche quell'identità, è sentirsi parte di qualcosa, e oggi essere parte di qualcosa è più difficile di prima, no? Prima c'erano le grandi chiese, c'erano i grandi partiti, oggi questo è molto meno presente, quindi serve riscoprire un'identità territoriale e arricchirla, cioè non essere sardi per essere per essere ambientalisti, essere sardi per essere progressisti, essere sardi per essere partecipativi. Quindi questo tipo di Sardegna, questo tipo di progetto politico per la Sardegna che ci porti verso quelle direzioni, penso che sia assolutamente necessario, e la Sardegna insomma ne ha più bisogno che di altri territori, perché le esperienze che hai nominato non a caso sono tutte esperienze in cui siamo in contatto, in cui personalmente sono in contatto, ma in cui la Sardegna è abbastanza lontana.
Nell'ultima legislatura, giusto per fare un attimo il punto anche in termini di astensionismo e gioventù, non abbiamo visto grandissimi interventi da parte del legislatore a favore del miglioramento della condizione dei giovani e soprattutto del miglioramento del quadro delle politiche giovanili. Alla luce di questo disinteresse generalizzato sia da parte del legislatore che della Giunta, per quale motivo secondo voi un under 35 dovrebbe essere incentivato ad andare a votare al prossimo appuntamento del 25 febbraio e soprattutto per quale motivo deve andare a votare per il partito dell'Alleanza Verdi Sinistra? Ecco. Ma allora, io volevo dire questo. In questi 5 anni di governo del centrodestra, è vero, sono state fatte pochissime politiche a favore dei giovani e tra l'altro gli universitari, ma anche gli studenti più piccoli sono scesi in piazza diverse volte, spesso per delle manifestazioni di tipo ambientale, altre volte per recriminare di alcuni diritti loro, ad esempio sulla mobilità. Cioè uno studente che vive al centro della Sardegna in maniera molto complicata riesce ad arrivare là dove poi deve studiare, non ci sono attenzioni rispetto ai costi esagerati anche degli affitti nelle case o dei complessi studenteschi. Ecco, non ascoltare i giovani è un problema, perché soprattutto i ragazzi si sentono lontani e distanti dalla politica. Questo è un dato ormai sempre più chiaro. Però io penso anche che abbiano tanto da dire e soprattutto vogliono avvicinarsi al mondo della politica e possono essere, diciamo, attori principali del cambiamento di cui la politica ha bisogno. E lo dovrebbero fare oggi più che mai con convinzione, perché il domani, che tra l'altro è velocissimo, ha necessità della loro forza, della loro energia e della capacità proprio di mobilitarsi. Io credo che tantissimi ragazzi e tantissime ragazze vogliano essere attori principali dei cambiamenti. Sta alla parte politica cercare di capire come parlare la stessa lingua di questi ragazzi, perché purtroppo noi non possiamo conoscere tutto e sapere tutto, abbiamo necessità di un confronto costante ed è per questo che servirebbero proprio dei luoghi di discussione, di confronto immediato e continuo, anche perché la società si modifica, si cambia, trasforma molto velocemente e abbiamo proprio bisogno di essere, diciamo, dinamici nelle scelte e nelle prese di posizione, anche perché poi attraverso le norme e le leggi si fanno delle politiche attive per loro, però questo va fatto con proprio il contributo attivo dei ragazzi, che non possono essere cercati, lo dico brutalmente, soltanto nei periodi elettorali, perché questo è l'errore più grande che si possa fare. Loro hanno tanta esperienza, tanta energia da dare e la devono dare subito, ma soprattutto in maniera tale da potersi costruire un futuro libero da dinamiche che spesso sono anche un po' appartenenti alla vecchia politica. Ecco, noi su questo cerchiamo sempre, anche con Possibile, con l'Alleanza Verdi Sinistra, di dare una risposta e di metterli in campo da protagonisti, ed è per questo che cerchiamo sempre di provare anche a costruire dei percorsi di formazione, dei momenti di confronto attivi. Infatti Possibile è uno dei partiti, tra l'altro, che ha il maggior numero di giovani iscritti, non a caso per questo, ma anche perché si occupa poi di quei temi come i diritti LGBT, piuttosto che altri diritti sociali e di giustizia sociale e ambientale, che chiaramente fanno la differenza e dove i giovani sono molto molto impegnati. Se posso mi aggancio su questo, assolutamente d'accordissimo con Maria Laura. Vogliamo uscire dalla logica di chi tratta la gioventù come una riserva indiana, no? Cioè, le politiche giovanili. I giovani sono tutto, i giovani sono persone che bisogno di una casa, i giovani sono lavoratori, i giovani sono persone che lavorano nel turismo, che lavorano in tanti settori produttivi. Cioè l'idea che i giovani si possano sempre un po' liquidare con una linetta in un programma elettorale è quello che noi non vogliamo. Cioè noi vogliamo rendere i giovani protagonisti perché lo sono e vogliamo che, insomma, se ne rendano il più possibile conto, quindi veramente cittadini a tutto tondo, anche perché poi ormai con le varie tendenze anche, insomma, un po' di popolazione giovani vengono trattate anche i 35enni o i 40enni, quindi in realtà siamo persone, parlando di adulti, ma già dai 18 anni i giovani sono persone che sono detentori di diritti e la cui voce è veramente importante, quindi bisogna uscire da quello, oltre poi occuparci anche di politiche giovanili. Insomma, penso alla legge regionale del 1998, cioè stiamo parlando di 5-6 anni dopo la nascita dei votanti, dei primi votanti di queste elezioni regionali, quindi insomma un po' un approccio a tutto tondo. Tra l'altro, Marco, se posso aggiungere una cosa su questo,
noi abbiamo tantissimi giovani che ormai non sono più residenti in Sardegna, sono fuori, quindi anche le politiche dell'emigrazione devono essere incluse all'interno di un ragionamento, perché le percentuali sono costantemente in crescita, quindi noi abbiamo tante energie che hanno competenze straordinarie, che lavorano al di fuori della nostra regione e che non vengono considerate in quel sistema capace di dare proprio una nuova visione di insieme per poter rilanciare la Sardegna, ed è un peccato non utilizzarla, anche perché sono competenze straordinarie, cioè sono le persone che tra l'altro spesso vanno fuori per formarsi, poi magari continuano a lavorare lì, diventano manager, hanno delle esperienze incredibili che non possono essere non considerate per davvero attivare politiche che ci facciano uscire da questo periodo un po' scuro, diciamo, della nostra regione. Maria Laura, andando sull'attualità, tu oltre che consigliere regionale sei anche sindaca di Elmas, sì. Un comune che ha una sua peculiarità, è l'unico comune realmente lagunare dell'area vasta di Cagliari. Al vostro interno è presente l'unico compendio nel quale le persone effettivamente possono visitare la laguna, cosa che non è possibile a Cagliari o ad Assemini o negli altri comuni. In questi giorni avete dato avvio a un importante provvedimento di riqualificazione del parco di Gilacqua. Quelli che lo conoscono sanno quanto è bella quella zona. Allora vorrei domandarti, essendo tu esponente comunque di un partito che ha una forte vocazione ambientalista, intendi riportare questo impegno anche in Consiglio regionale per estendere la riqualificazione di Sant'Agila non soltanto ad Elmas ma a tutto il compendio lagunare? Allora, intanto grazie per questa domanda, perché mi fa molto piacere. Allora, noi abbiamo fatto una scommessa molto importante a Elmas. Quando c'era la possibilità di avere delle risorse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'interno del piano integrato della città metropolitana di Cagliari, abbiamo pensato che certo potevamo mettere anche altri progetti, ma abbiamo fatto una scommessa enorme sulla laguna di Sant'Agila, nello specifico nella nostra zona che si chiama Giliacquas, che appartiene, diciamo, a delle caratteristiche molto particolari. C'è un borgo e si affaccia poi direttamente sulla laguna. Non è stato semplice anche avere tutte le autorizzazioni, è chiaro. Noi abbiamo approvato un progetto definitivo che adesso a breve poi entrerà verrà fatto poi il progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori, perché abbiamo anche un cronoprogramma molto, molto stretto e molto fermo. La volontà di estenderlo è già stata avviata, nel senso che ci sono diversi canali, nel senso che da una parte io credo che bisogna andare oltre il contratto di laguna, perché bisogna assolutamente pensare che Sant'Agila debba diventare un parco a sé, il parco di Sant'Agila, che poi può anche essere unito al parco di Molentargius, e fare di tutte le zone umide un grande parco capace di valorizzare le caratteristiche del territorio. E con gli altri sindaci abbiamo già iniziato un'interlocuzione, perché è una delle cose che io avevo messo insieme al mio gruppo all'interno del programma elettorale di Elmas, era quello di iniziare a ragionare per creare anche le vie d'acqua, in maniera tale che si potessero creare anche dei percorsi attraverso la laguna di valorizzazione anche delle chiese campestri. Ogni comune che si affaccia sulla laguna ha una chiesa campestre. Sarebbe interessantissimo creare un circuito tale per cui anche i turisti possano venire, approcciarsi alla laguna in maniera differente, fare dei tour, ma soprattutto valorizzare tutto il compendio ambientale, comprese anche l'identità che è forte, quella dei pescatori, dei lavoratori della laguna, che è vero che alcuni, diciamo, non lo fanno in maniera regolamentare, ma tantissimi lo fanno invece in maniera regolare, lo fanno in maniera importante, la loro vita, il loro lavoro, ogni mattina si svegliano e possono vedere quel bellissimo tramonto di cui parlava Alciator, che è una cosa unica e spettacolare. Io credo che noi abbiamo un patrimonio gigantesco e credo anche che sia quello da valorizzare. Sono molto contenta che, insomma, abbiamo ricevuto questi 5,7 milioni per rimettere a posto almeno la parte di Elmas, ma sono anche convinta che ci sia ancora un potenziale da sviluppare non solo nel territorio di Elmas, ma anche nel territorio di Assemini, Capoterra, Utta, Cagliari stessa. Insomma, abbiamo tantissimo da poter dare, e credo che in Consiglio regionale
regionale e la regione debba comunque prendersi in carico anche questa volontà per restituire davvero un patrimonio enorme a tutta l'area metropolitana, o comunque tutta l'area che si affaccia sulla laguna di Sant'Agilla, e di conseguenza anche su Molentargius, perché ragionano allo stesso modo, compreso la Sella del Diavolo, cioè è un sistema naturale complesso che ha delle caratteristiche diverse, ma che deve assolutamente dialogare. Facciamo un'ipotesi, siamo al 26 febbraio, il Campolargo vince le elezioni e voi siete alla vostra, tu alla seconda, tu alla tua prima esperienza in Consiglio regionale. Quale proposta di legge o intervento vi sentireste di proporre nei primi 12 mesi di mandato? Allora, io uso un mio cavallo di battaglia, però veramente ci credo tantissimo che finalmente avere in Sardegna una legge sulla partecipazione, una legge regionale. Possiamo prendere ispirazioni da altre regioni d'Italia in cui sono state introdotte innovazioni molto interessanti dal punto di vista istituzionale. Penso alla Sicilia, penso alla Toscana, penso a tantissime altre esperienze internazionali di cui mi occupo anche per lavoro come ricercatore. Però vorrei che sia chiaro che non si tratta di una legge fine a se stessa, che non si tratta di una legge un po' decorativa per abbellire processi decisionali di altri. È una legge quella che ho in testa, e poi i processi che vanno a seguire, che fondamentalmente deve entrare nella vita delle persone, perché una legge regionale sulla partecipazione significa dare ai cittadini voce su qualsiasi grandi opere nel territorio, significa dargli voce. Ci sono esperienze di partecipazione nella sanità, nel capire come organizzare la sanità, in tantissime decisioni che sono fondamentali. Quindi fondamentalmente è una legge più quadro metodologica che entra poi in tutti i settori. Quindi per quello io nomino questa, pur sapendo che la Sardegna ha tantissime necessità e che ci troviamo veramente in un territorio di guerra su certi punti di vista. Ripeto, penso alla sanità, penso all'immigrazione, penso al lavoro, quindi sicuramente poi è una domanda complessa, però realmente penso che senza il coinvolgimento nei sardi non ci sia modo di uscire fuori da questa crisi. Allora, una domanda abbastanza complicata, nel senso che noi abbiamo delle emergenze che si chiamano continuità territoriale da e per la Sardegna, trasporti in genere, mobilità interna, abbiamo l'emergenza sanitaria, abbiamo l'emergenza energetica in Sardegna, perché abbiamo necessità di dire sì alle rinnovabili, ma non così, perché quello che è successo non va bene. Bisognava identificare ovviamente immediatamente le zone idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici ed eolici, e questo non è successo. Abbiamo un'emergenza anche legata al lavoro e anche alla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione, alla digitalizzazione. Abbiamo diverse emergenze, ma queste perché non si ragioni più a compartimento stagno e si abbia un collegamento importante tra le varie materie, è necessario a mio avviso però intervenire immediatamente sulla legge statutaria per poter modificare anche la legge 1, perché noi abbiamo una complessità oggi da risolvere e bisogna rimettere in moto la macchina amministrativa. Ci sono tantissime persone che lavorano nel comparto regione che però sono disorientate, quindi bisogna lavorare assolutamente perché la macchina sia una macchina veloce che possa davvero dare le risposte. Quindi bisogna immediatamente provare a riorganizzare la macchina amministrativa regionale, dare certezze, fiducia ai lavoratori e soprattutto perché solo così poi alla fine si riesce a mettere in campo tutte le altre leggi e a dare le risposte in maniera celere a tutti quanti, e poi ovviamente risolvere le criticità che sono molto importanti, come si sa, perché tutti le stiamo vivendo sulla nostra pelle. Perfetto, ringraziamo Maria Laura e Marco per essere stati con noi, grazie Michele, noi ci vediamo al prossimo podcast, buona domenica a tutti. Ciao, grazie. Ciao.